Sono riusciti a mettersi in salvo e a dare l'allarme ai vigili del fuoco che purtroppo nulla hanno potuto contro l'avanzare delle fiamme che, alimentate dal forte vento, hanno divorato completamente la loro casa di vacanze e un annesso tabià a Mareson di Zoldo Alto. Tragedia sfiorata ieri sera attorno alle 20, quando l'incendio ha iniziato a svilupparsi per cause che i tecnici dei vigili del fuoco stanno accertando. A dare l'allarme la figlia del noto architetto veneziano Alberto Cecchetto, docente allo IUAV, proprietario dell'immobile di fresca ristrutturazione. I primi ad arrivare a Mareson sono stati i vigili del fuoco volontari di Forno di Zoldo, che sono riusciti ad arginare le fiamme assieme ai rinforzi arrivati dalla sede di Belluno e dai distaccamenti di Selva di Cadore, Valle e Colle Santa Lucia. Complessivamente una quarantina di uomini con 5 autopompe, 4 autobotti autoscale e un carro aria sono riusciti a circoscrivere l'incendio che si è temuto potesse propagarsi all'intero borgo di Mareson. Difficili le operazioni dei vigili del fuoco che in piena emergenza hanno dovuto fare i conti con il forte vento di tramontana e una temperatura che ieri sera è scesa fino a 10 gradi sotto lo zero. In zona, per seguire l'intervento dei vigili del fuoco e dare una mano ai volontari, anche il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin, sul posto con i carabinieri della compagnia di Belluno che hanno svolto i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto.